Ed eccoci qua, carissimi amici, guardate qua, siamo approdati in un'officina pazzesca del Veneto selvaggio ed il Marvin vi fa vedere ancora una volta chicche storiche davvero fantastiche. Guardate qua, possiamo ammirare questa Abarth. Ci puoi dire qualcosa a te di questa Abarth? Dacci qualche dato tecnico. Che sto costruendo da zero. La costruisci da zero? Da zero. Come ti chiami? Romano. Ecco, Romano qua ci sta registrando che la sta costruendo, è tua, te la tieni te dopo questa? Sì, con l'ase che vada anche venduta quando... Ah, dopo la vuoi vendere, insomma, praticamente? Può essere anche... Può essere, perché ormai sei stufo di tenere queste auto vecchie. No, non mi stufo mai. Ah, ecco, l'importante è quello. Guardate qua, carissimi amici. Che anno sia? Ecco qua, arriva anche, come ti chiami te? Michele. Ecco qua, è arrivato anche Michele, c'era il papà che ci diceva qua che questa Abarth forse la tiene, insomma, quando la sistema, ecco. Ed eccoci qua, carissimi amici, abbiamo qua visto la Abarth, fantastica Abarth, insomma, spettacolo, guardate qua, amici delle auto vintage e delle auto storiche, ma guardiamo qua il gran pezzo forte qua. Apriamo qua questa auto bianchina cabriolet del 1961, fantastica auto. Filippo, vieni qua, dimmi una tua battuta su questa bianchina. Bellissima, non sono milanista, ma questo abbinamento rosso con la capotta nera è un amore. Qua. Spettacolare, bianchina, carissimi amici, la facciamo vedere a tutti gli appassionati delle auto storiche di questa officina del Veneto selvaggio. Per fortuna che si trova ancora qualcosa nel Veneto, meritava insomma questa tappa. Filippo, ho detto subito ci fermiamo, guarda qua c'è la bianchina che ricorda sempre il grande Fantozzi. Guardate qua, carissimi amici, una cabriolet, anche un pezzo raro, insomma, del 1961. Ed eccoci qua, insomma, ringraziamo qua Romano e Michele. Il pomello, chiaramente Filippo mi faceva notare il pomello, poi non so se è originale o no, però insomma ha il suo fascino lo stesso. Guardate qua, carissimi amici, abbiamo visto questa fantastica bianchina del 61. E niente, insomma, che dire, spettacolo. Guardate qua, carissimi amici, ancora una volta il Marvin vi sta regalando emozioni. Tutta bella impolverata. Guardate, insomma, non sono di tante parole, carissimi amici, vi voglio far vedere qualche dettaglio, insomma, magari chiacchiero troppo alle volte. Spettacolare, insomma. La voglio dedicare qua all'amico Renato. Guarda Renato, cosa ti sei perso? Hai voluto fare il pelandrone. Le metto sul mio canale video YouTube. Eccolo qua, carissimi amici, lo dedico qua sempre al mio amico Alessio di Viterbo. Guardate qua, spettacolo, ecco. Magari ancora questa sera, magari mettiamo su questo filmato che merita, insomma, cioè, trovarla così, fantastica. Io mi chiamo Claudio, Marvin 345, il canale video. Ed eccoci qua, carissimi amici, salutiamo qua la diretta, c'è stata, giusto Filippo, come sempre. Anche troppo. C'è stata anche la diretta, anche troppo, insomma, saluto anche qua, voglio salutare il mio amico Ernesto, insomma, il grande appassionato, insomma, di auto storiche. Ciao a tutti e a presto! E magari vi faccio vedere un'ultima inquadratura interessante, da suspense, che però lasciamo qua un po' nel segreto. Guardate qua, è fantastica, inquadratura, spettacolo. Ciao a tutti dall'officina del Veneto selvaggio che ci ha regalato ancora nuove emozioni. Ciao a tutti. La Giulietta c'è. Spettacolo.